La Lega Nord chiede asilo politico con una cinquantina di gazebo anche nelle piazze del Veneziano. Si tratta dell'iniziativa voluta da Salvini che mette a disposizione di tutti i cittadini un modulo per chiedere appunto asilo politico, una protesta contro tutte le risorse, oltre 1.000 euro a testa al mese che, denuncia la Lega, lo Stato mette a disposizione degli immigrati clandestini a dispetto di anziani e disoccupati italiani. Una richiesta solo provocatoria? No, vera. Poi verranno presentate a Gradisca di Isonzo, dove ci sarà una commissione che dovrà valutare queste richieste di asilo politico. Iniziativa che forse troverà qualche difficoltà di attuazione nel Veneto orientale, dove proprio nelle ultime ore la campagna acquisti di Flavio Tosi ha travolto come un tornado la segreteria. Se n'è andato Maurizio Malizia e con lui 6 membri del direttivo. Non c'è più alcuna condivisione delle strategie politiche a tutti i livelli, hanno scritto nelle durissime dimissioni. Anche l'area veneziano-mestrina intanto ha perso elementi. Semplici militanti, di conseguenza adesso ci sarà da ricostruire qualche sezione, anche, ma nulla di grave. Intanto domani verrà presentato il candidato leghista alla carica di sindaco di Venezia, Gianangelo Bellati. Luigi Brugnaro invece incassa l'appoggio di Renato Boraso con la sua lista civica Impegno per Venezia, Isola e Mestre. Sull'altro versante continua la campagna di Felice Casson, che ieri ha incontrato gli elettori in un confronto con Andrea Scanzi, giornalista del Fatto Quotidiano, che lo ha sfidato anche sulla questione morale dopo il crollo della passata giunta. Noi vogliamo dare l'idea di un'amministrazione nuova, di persone nuove, di persone che si presentano con idee di contenuto, però che garantiscano pulizia, trasparenza e moralità.